Tigani Giovanni. Ha facoltà di non rispondere? Vuole rispondere? Sì, come Lei è stato interrogato nella fase istruttoria? Sì, istruttoria. Si riporta quanto ha già dichiarato? Sì, certo. C'ha qualche altra cosa da dire? Io no. Pubblico ministero. Domande? Avvocato Sigia per la difesa Nicoletti. Signor Tigani, lei ha conosciuto il signor Nicoletti? Certo. Come e quando l'ho conosciuto? L'ho conosciuto nel 79. Me lo fece conoscere Tiberio Cason. Me lo fece conoscere di Tiberio Cason. Tiberio. Quindi vi era un rapporto tra il Nicoletti e Tiberio Cason? Sì, E anche lei aveva un rapporto diretto con il signor Tiberio Cason? sì. Senta, lei è a conoscenza di minacce o attentati ricevuti dal Nicoletti e da questi denunziati ai carabinieri di Frascati? E soprattutto se in occasione di questi attentati, ove ne sia a conoscenza, sa che ruolo abbia svolto il signor Tiberio Cason? Certamente. Subì delle intimidazioni. Chi subì? Chi? Il Nicoletti. Volevano rapirgli la figlia e ci fu un intervento del Cason perché tutto questo cessasse. Ma chi voleva la figlia? Ma io questo non lo so, chi voleva o non voleva. Però intervenimmo noi, insomma, per far cessare queste cose. Lei dice intervenimmo noi, quindi anche lei intervenne assieme a Cason? Sì, ma come le ripeto non conosco e non mi ricordo assolutamente neanche i visi di queste persone. No, ma non le ho chiesto questo. Voglio sapere se quindi è una scienza diretta la sua, per essere intervenuto direttamente in questa vicenda assieme al Cason. Sì. E appunto, questo lei l'ha detto. Sì. Senta, lei sa in che periodo avveniva questo, signor Tigani, lo ricorda? Era il 1979. E sa se il Nicoletti compensò Cason per questo suo attivo e fattivo intervento? Sì, mi pare che gli regalò una villa a Lavigna. Gli regalò una villa alla Vigna? Credo. Senta, ovviamente nell'ambito di questa sua conoscenza con Cason, lei aveva sentito parlare dei testaccini di Danilo Bruciati? Danilo Bruciati era compare di battesimo di mio figlio. E quindi conosceva anche i cosiddetti testaccini? Cioè ne aveva sentito parlare? Sapeva chi fossero? No, li conoscevo, io sono dei testacci. Cioè. E a sua conoscenza se il Nicoletti li frequentasse o comunque li conoscesse? No, non mi risulta. Prima di unirsi al Cason, lei aveva un altro tipo di frequentazione? No. Non frequentava nessun altro? Sì, stavo insieme a Danilo perché era il compare di mio figlio, c'era un rapporto affettivo di conoscenza per via della morte di mio fratello, per cui lui intervenne su certe persone e praticamente era nato un rapporto amichevole che si è consolidato con il battesimo di mio figlio. Quindi è in considerazione di questo rapporto con Danilo che lei ha fatto quella formazione circa la non conoscenza del Nicoletti con questo gruppo? Certamente. Il Mutolo riferisce che il Nicoletti le doveva delle ricompense. È vero e perché? Ma, se è vero. Guardi, io Mutolo l'ho conosciuto a Spoleto nell'88 perché fui trasferito da Regina Coeli quando presi l'ergastolo per il processo Speranza e mi misero nella sezione dei siciliani, perché era così chiamata. Praticamente c'erano tutti i personaggi del processo di Palermo. Con Mutolo
ho mangiato qualche volta, come ho mangiato con Bagarella, come ho mangiato con altre persone che stavamo lì come con chi si doveva mangiare, insomma, con le guardie. E allora, logicamente, mi sorprende questa affermazione che fa Mutolo oggi, perché io non ho mai parlato di certi discorsi con nessuno, anche perché non c'era nessun fondamento. Quindi in ogni caso questa circostanza non è vera. E senta, un'ultima precisazione, lei l'ha già detto ma vorrei chiarito meglio questo concetto. Quindi l'intervento del Cason e anche suo impedì questo temuto sequestro della figlia del Nicoletti? Sì. Grazie, non ho altre domande. A che titolo si giustifica il vostro intervento? Ma, diciamo che il nostro intervento si giustifica con l'amicizia che legava il Nicoletti al Cason. Sì, ma a che titolo? Voi facevate parte dell'ordine pubblico? Eravate una forza militare? Voglio dire, Nicoletti ha paura che la figlia venga rapinata e si rivolge a Cason, a lei e a qualche altro. A che titolo? Chi eravate voi? Ma eravamo persone che potevamo avvicinare questi personaggi. Li avete avvicinati? Credo di sì. No, perché quando io le ho fatto la domanda prima chi erano le persone che minacciavano, lei ha detto non lo so. Infatti non lo so. E poi a lei ha detto in questo momento che li aveva avvicinati. Ma infatti. Che erano stati avvicinati. Ma non so chi siano. Cioè, guardi, il discorso è Non avevano la targa. Sì, a proposito di Tiberio Casson, sì. È il personaggio che poi è stato ucciso? Sì. Non ci sono altre domande, no? Grazie, Arrivederci. La ringrazio, mi scusi se gli rompo sempre le scatole, Presidente. Era una scatola. Io stamattina mi sono rifatto altri 200 km, vengo da fuori. Purtroppo sono anche malato, non mentale, malato fisicamente perché sono sincropato, come sono portato pure l'infermiera stamattina. Io vorrei sapere da lei quando disporrà, per nostro diritto sacrosanto, che questo signor Abbadino, il collaboratore di giustizia, o decida o non decida di fare i confronti diretti. Lei mi aveva promesso che il 29 io sono venuto puntualmente al 29. Ho capito già, per venire incontro anche alle curiosità degli avvocati. Il confronto fra Mancini Antonio ed Abbadino e eventuali confronti fra Abbadino ed altre persone si svolgeranno il giorno 3 giugno 96 dalle ore 9 in poi. Che brutta notizia mi ha dato, Presidente, come data. Grazie. Però era già stata prefissata. Lo sono. Adesso sono chiamiamo Mancini Antonio. Devo finire. Anche perché una volta la Moretti perché c'ha le cose sue, una volta perché è depressa, una volta quell'altro perché sta male. Se decidesse come deve andare sul processo. Buongiorno. Grazie Presidente, mi scuso. Grazie. Signor Mancini, Dica. il confronto non lo possiamo fare perché con Abbadino, perché per un disguido Abbadino non è stato portato. Lo faremo il giorno 3 giugno. Adesso peraltro io chiedo a tutti gli imputati presenti se vogliono essere messi a confronto con il signor Mancini Antonio. Io sono il primo. Allora si avvicini. Una sedia per il signor D'Ortenzi. Brigadiere Girmone. Buongiorno. Certamente, nel rispetto dell'interrogatorio, del confronto e della Corte soprattutto. Presidente, non sono matto anche se ho 14-15 perizie psichiatriche, penso di averglielo dimostrato, non è che sono matto. Perciò non si lasci condizionare che poi... Io non mi sono mai lasciato condizionare. Sono tutte perizie di gomito che mi sono servite. Allora, Cosa voleva dire? io devo fare la domanda a lei No, col vecchio rito oppure col nuovo rito? Il confronto si svolge fra voi due.
Allora, signor Mancini, le volevo dire, abbiamo avuto mai rapporti io e lei? No, Abbiamo avuto di fuori, quando lei è stato fuori, occasione di incontrarci? no. Ma c'è qualche verbale in cui io parlo... C'è qualche verbale in cui io parlo di lei? No, lei di me non parla personalmente. Allora, siccome Abbadino ha detto che lei fa parte della sua batteria, banda, roba varia, quindi lei saprà anche i segreti di Abbadino Maurizio. No, guarda, senti, Zanzaro, tanto io devo fare confronto con Abbadino. Sono io quello che gli devo dire a Abbadino, quindi che io adesso lo dico qua. Ah, ecco. Infatti io sono qui perché devo fare il confronto con Abbadino, perché siccome negli atti istruttori del dottor Lupacchini, di tutto questo voluminoso volume tra imputati e imputati, perché poi non si riesce a chiarire, uno sa una cosa, un'altra ne la sa, quell'altra Buciardi. Guarda Zanzaro, io non discuto la sua scelta, scelta di aver collaborato con la giustizia. No, ma io non parlo di quello perché non mi interessa, non discuto. Guarda, io sono rispetto la sua scelta. Senti, io sono qui a fare il confronto con Abbadino, proprio perché fra me e Abbadino ci sono delle contraddizioni, no? Poi sarà per la Corte stabilire chi sta dicendo la verità. Certo. Quindi io non so adesso che cosa mi vuoi dire? Niente, le cose che dice Abbadino sono vere, sono false? Questo mi vuoi chiedere? Se tu hai avuto rapporti con Abbadino Maurizio, scusa se ti do del tu, se tu hai avuto rapporti con Abbadino Maurizio, è evidente che sai anche i segreti di Abbadino Maurizio, fino a che sei stato arrestato per i fatti di Donna Olimpia. Da quello che ho potuto capire, Signor Presidente, Cortensi, le domanda: hai qualcosa da dirmi contro di me? Non gli ho detto di no. A posto. Ma io non ho fatto verbali. Abbiamo capito. Però ha capito pure il Presidente che non è uno stupido, è un bel Presidente, è un bel garante. Grazie, arrivederci, grazie. Complimenti. La battuta doveva essere, ha capito anche Pierino. Presidente, mi perdoni, Presidente, l'Avvocato Mele le chiede se è possibile da parte della difesa, per questioni ovviamente difensive, chiare, fare una precisazione per questo confronto ad un'affermazione che ha appena fatto il Mancini. Quale confronto? Il confronto che abbiamo appena assistito. Siccome ha fatto un'affermazione che io ritengo doverosamente chiarita, posso farla la domanda? Sì. Ecco, signor Mancini, lei ha detto poc'anzi... Ma deve fare da filtro perché sa che io non senso. Sì, penso io. Allora. Poc'anzi ha detto che c'erano delle contraddizioni fra quanto dichiarato da Mancini e dall'Abbadino. La domanda è questa: come fa a sapere che ci sono le contraddizioni tra le sue affermazioni e quelle dell'Abbadino? Senza, perché... Ha capito, ha sentito? Cioè, dice come faccio a sapere le contraddizioni fra me e Abbadino? Se a me Abbadino non mi inserisce in alcuni reati dove io invece sono stato protagonista, vuol dire che dice cose non vere, insomma. E viceversa? Prego? E viceversa anche. Certo, e poi al momento del confronto si stabilirà. Quindi, il motivo del confronto è quindi, questo, esatto, quindi ha letto queste domande eventualmente se le riservi per la prossima udienza. Quindi ha letto tutte le dichiarazioni dell'Abbadino. Ma certo, io ero stato inviato, sono stato arrestato per le dichiarazioni dell'Abbadino. Non è mica un'offesa, anche a me. Così come anche gli altri imputati, gli altri difensori. Certo. Ma perché ne devo leggere le dichiarazioni? Hanno diritto e dovere di leggere le dichiarazioni. Certo, non... Va bene, allora per il 3 giugno. Per il 3 giugno faremo il confronto. Bene. Non ci sono altri imputati che vogliono essere messi a confronto con il signor Presidente. Chi è che parla? Il signor Tigani vuole essere sottoposto al confronto. Avvocato Marogna. Il signor? Tigani. Bene, il signor Tigani, stai come Tigani. Paperino, ciao. Lei vuole contestare al Mancini qualcosa, no? Qualche elemento. Parli allora, rivolgendosi a lui. No, io veramente non c'ho niente da contestargli perché... E allora il confronto non si può fare? No, ma ascolti, no, per cortesia. Paperini. Si avvicini per favore. Io sono stato inserito in questo processo da Abbadino Maurizio come appartenente alla banda della Magliana.
dato che io so che Mancini era uno degli esponenti, almeno da quello che si diceva, di sta banda, vorrei fargli io una domanda al signor Mancini. Per carità, signor Tigani, Posso? prego. Facevo parte di questa banda io? Ci sono verbali da parte mia che No, la riguardano? No, e allora io rispondo di quello che dico io. Va bene, io a te non ti ho mai nominato. Significa che per me non facevi parte della banda. Poi quando verrà Abadino farai il confronto con Abadino. Io ti ho nominato. Quindi dal mio punto di vista tu della banda non facevi parte. Ha già dato la risposta, si può accomodare. Ecco. Altri imputati? No? Allora può accomodarsi? Posso andare? Arrivederci, grazie.